Allora Natascia, doppietta anche oggi, è un buon periodo il tuo, a parte magari una parentesi, tra virgolette, contro l'Unterland in Coppa, ma ci sta, può starci. Ottima prestazione oggi, ottima prestazione anche delle compagne. Sì, per quanto mi riguarda era 2 partite, diciamo che non andava molto bene, sarà stata l'influenza, una serie di cose messe assieme. Oggi è andata bene tutta la squadra, abbiamo lottato soprattutto dopo essere passati in svantaggio e che ovviamente non ti aspetti, e siamo riuscite a rimontare subito, a passare in vantaggio, poi ci hanno rimontato loro e poi siamo state brave a gestire, andare in vantaggio, a mantenerlo e allungare anche. Diciamo proprio un avvio un po' shock da ambo le parti, proprio perché 4 gol in 20 minuti non è da tutte le partite. Sì, no, infatti sotto quel punto di vista alla fine è stata una bella partita, nel senso che di solito magari la tiriamo lunga fino anche verso la fine, no? 4 gol in 20 minuti, diciamo che sicuramente non abbiamo fatto annoiare il pubblico, insomma, dai. Diciamo anche che Mr. Toffol dopo il 2-2 ha cambiato un attimo le posizioni in campo di alcune giocatrici e lì si è assestato un po' meglio il Vittorio Veneto. Sì, abbiamo cambiato gli esterni fondamentalmente, io e Alice, e Alissa e Monica, e sicuramente perché dalla parte nostra destra c'era il loro attaccante forte e Moni si sa com'è, da difendere, sì, da superare è molto difficile. Davanti sicuramente il mister aveva visto che magari io riuscivo ad andare via per fare il cross di mancino piuttosto che Alice dall'altra parte a destra, e quindi poi siamo riuscite a renderci sicuramente più pericolose, e quindi bene, bravo il mister a aver fatto i cambi giusti. Continua la striscia positiva dunque, ora c'è la sosta natalizia, poi si riprenderà con l'Oristano in casa il recupero. Sì, fin qua è andata come volevamo, adesso dobbiamo solo essere brave a continuare, passare sicuramente le vacanze e tutto, e riprendere con il recupero con l'Oristano a 1000 come se non ci fossimo mai fermati, insomma. Allora, con Valentina Foltrana analizziamo oggi la partita contro il Brixen. Valentina, sicuramente un'ottima prestazione la tua. Sì, sono soddisfatta personalmente della mia prestazione, ma soprattutto della prestazione di squadra. Sapevamo che era una partita tosta e dura, soprattutto dal punto di vista fisico. Le avevamo incontrate l'anno scorso e ci avevano messo in difficoltà anche l'anno scorso, però comunque alla fine siamo uscite di più noi, dato che comunque anche tecnicamente siamo leggermente superiori, e quindi alla fine siamo riusciti a portare a casa i 3 punti meritatamente. Diciamo un avvio shock da ambo le parti, perché 4 gol in circa 20 minuti non è da tutti i giorni. Sì, è stata una partita un po' strana, soprattutto il primo tempo, all'inizio, cioè 4 gol nel giro di 20 minuti credo, però poi è andata meglio a noi e siamo soddisfatte, insomma. È venuto fuori il Vittorio, che sappiamo qual è. Sì, è venuto fuori il vero Vittorio, quello di queste prime 9 partite, e basta, siamo consapevoli della nostra forza. Adesso ci aspetta un periodo di pausa, riprendiamo il 6 gennaio in casa con l'Oristano e recupero, e vogliamo continuare questa marcia e continuare a vincere, perché comunque abbiamo l'obiettivo di salire, di vincere il campionato, e dobbiamo raggiungerlo, insomma. Allora mister, continua la striscia positiva del Vittorio Veneto. Oggi un'altra vittoria qui a Bressanone, sicuramente non è stata facile. No, intanto faccio i complimenti prima che la mia e la squadra avversaria, perché è veramente una bella squadra, giovane e tecnica, che giocava al calcio. Le mie sono state bravissime a reagire ai primi 20 minuti schioppettanti, perché 4 gol in 20 minuti è stato bello da vedere sia da parte nostra che da parte delle avversarie. E dopo abbiamo sistemato qualche cosina sulle fasce laterali e siamo state brave a portare a casa un'importantissima vittoria in un campo difficile come questo. Sì, allora mister, quel cambio là che hai fatto, che hai adoperato nelle fasce, hai invertito tutti e 2 gli esterni, sia in attacco che in difesa, per assestare un attimo meglio questo Vittorio Veneto, che sì, era partito bene, però è arrivato il pareggio del Brixen, come dicevamo, e quindi c'era qualcosa da sistemare, come hai fatto. Sì, ci hanno messo in difficoltà nelle fasce che sono molto brave, tecniche e veloci, quindi magari potevo fare un cambio anche 5 minuti prima, però ho aspettato un attimino. Stessa cosa con la De Valle e con la Nata,
le ho invertite perché davano più spinta, mettevano più in difficoltà la squadra avversaria, quindi sono stato fortunato che ho azzeccato i brave loro ad adeguarsi immediatamente. Ora c'è la sosta, arriva il Natale, la pausa natalizia, però dura pochissimo perché c'è il recupero. Sì, adesso ci sono questi 4-5 giorni di riposo meritato per le ragazze, dopo facciamo un attimino di richiamo della preparazione perché il 6 abbiamo il recupero con l'Oristano, quindi dobbiamo trovare la forma con chi si è allenata meno e quindi pensare all'Oristano prima e alla Riozzese immediatamente dopo. Quindi adesso facciamo festa stasera e con questo auguro anche un felice Natale a tutti quanti i tifosi del Vittorio Veneto e un felice anno nuovo. Siamo con mister Castellaneta del Brixen. Allora mister, analizziamo un attimo la partita di oggi contro il Vittorio Veneto, avvio scoppiettante da ambo le parti perché vedere 4 gol non è da tutti i giorni. No, è stato un bel avvio, 20 minuti, 4 gol, penso che nessuno se lo aspettava, però è stata una bella partita. Posso dire che il primo tempo abbiamo fatto noi una grande partita, poi su alcuni episodi abbiamo peccato un po' di giovinezza, però io sono super contento della prestazione delle ragazze. Infatti i complimenti arrivano anche da mister Toffolo perché Brixen è stato veramente bravo. Poi ovviamente la differenza d'età qualcosa ha portato via, insomma. Sì, il mister mi ha fatto i complimenti, anch'io ho fatto i complimenti, si vede la loro esperienza in alcune situazioni, quella che manca a noi, però non posso recriminare niente alle ragazze, hanno dato il massimo come sempre e dobbiamo continuare solo così, solo facendo esperienza miglioriamo, ma per ora il cammino è quello giusto. Sono ovviamente anche tante ragazze interessanti nel Brixen perché giovani ma si stanno dimostrando per quello che possono crescere anche in futuro. No, sì, il lavoro è fatto per far crescere tutte le giovani. Oggi abbiamo giocato con 3 2002 titolari, poi è entrata anche una 2003, quindi il progetto è quello di far crescere le ragazze del posto e continuare con questo lavoro qui. Ancora complimenti al loro mister e buone feste. Grazie anche a voi.